No, no, è una domanda che diciamo ha una risposta evidente, no. Lapidario Michele Bugliesi alla domanda sull'eventualità di una sua possibile candidatura alla poltrona di primo cittadino di Venezia. L'ex rettore di Ca' Foscari, una volta ancora, declina la sua disponibilità a diventare l'uomo di riferimento del centro-sinistra, come si era ipotizzato all'inizio dell'anno. Oggi si presenta come presidente della Fondazione di Venezia e su questo nuovo incarico intende concentrarsi. Ognuno ha i suoi ruoli, le città hanno le amministrazioni, le fondazioni sono un driver, sono un attivatore, sono un ente importante che può agire come forza di pensiero e di realizzazione di progetti. Non si deve sostituire ma deve essere complementare e con la forza della propria situazione economica che deve essere rinforzata e stabilizzata è in grado di attivare. Non lo può fare da sola, deve riuscire a fare leva sulle proprie forze per portare nuovi capitali, portare nuovi finanziamenti europei, privati e di partnership, con partnership tecnologici, culturali o finanziari che diano appunto capacità di impatto maggiore di quello che la Fondazione ha di per sé. Il neopresidente non svela i dettagli del piano del suo mandato, ma tra le linee di indirizzo afferma l'intenzione di dare centralità all'M9 di Mestre con il distretto sociale che lo ospita. Deve essere un museo extramural e deve essere una fondazione extramural che non sta chiusa in se stesso, non sta chiusa nel museo, ma è un museo per la città, della città, per il mondo